parola adesso passa ad Alessandro Martini, che sicuramente conoscete bene, direttore consorzio di promozione turistica Marca Treviso, e che posso permettermi di dire anche noi come Touring conosciamo bene per i rapporti di collaborazione che abbiamo avviato negli ultimi mesi. A lei la parola. Grazie e un buon pomeriggio a tutti voi. Perché il consorzio si occupa di turismo non è forse noto a tutti, e quindi mi permetterò di rubarvi 2 minuti. Innanzitutto so che nel sito ufficiale comodamente c'è stata una breve presentazione, quindi mi permetto solo di aggiornare. Il consorzio opera ai sensi di una legge regionale del 2002 e di fatto è il soggetto per l'intero ambito provinciale, quindi per tutta la provincia di Treviso, deputato ad occuparsi della promozione, ma soprattutto, e questa è la novità della legge appunto rispetto alla prima versione del 94, alla commercializzazione dell'offerta turistica dei soci aderenti appunto al consorzio. Oggi il consorzio Marca Treviso annovera circa 250 tra imprese e soggetti che a vario titolo si occupano di turismo. Comprendiamo circa 130 strutture ricettive, dalle 5 stelle fino ai bed and breakfast, passando per gli agriturismi, per i relè, per le strutture ricettive di tipo turistico e ovviamente poi la ristorazione. I nomi della ristorazione importante sono associati, le agenzie di viaggi, i golf club e insomma tutti coloro che a vario titolo si occupano di turismo. Siamo partner dell'amministrazione provinciale, evidentemente la provincia è socia importante, socia di riferimento del nostro consorzio, e assieme alla provincia, appunto, come riferiva il vicepresidente, da 4 anni abbiamo avviato il sistema turistico locale. È il primo sistema e anche unico sino ad oggi sistema turistico locale che, in parole molto più semplici, è il tentativo di mettere intorno ad un tavolo con delle regole su chi fa cosa e come tutti gli attori del turismo. Questo non è un aspetto di poco conto. Qualche giorno fa, per motivi più di vacanza che d'altro, ero in Toscana, dove quest'anno peraltro registrano una flessione molto importante turisticamente parlando, siamo nell'ordine del 35%, 40% in termini di arrivi e presenze. Si ragionava sull'organizzazione turistica. Ecco, io credo che quello dell'organizzazione turistica, stiamo parlando di una delle regioni più conosciute al mondo in termini turistici, anche da loro questo è un grosso problema. La necessità di fare ordine, la necessità di definire quali sono i ruoli e le competenze probabilmente sta incidendo anche sui risultati e sull'efficacia del fare turismo in una regione così importante. Io credo che nel Veneto questo impianto organizzativo, pur perfettibile, perché evidentemente parliamo sempre di uomini, di risorse, non sempre le risorse economiche sono il fattore più importante, ma certamente la cultura nel fare accoglienza sta diventando l'elemento di maggior importanza. Ecco, il tema di oggi sicuramente si innesta in quello che è un po' il leitmotiv in cui anche il sistema turistico trevigiano, lo diceva Zambon, ma in generale la Regione Veneto si trova negli ultimi anni a riflettere. Come dice sempre Colomban, probabilmente i tempi di questa riflessione sono troppo dilatati rispetto ad una domanda mondiale, globale, che va veloce, che non aspetta i tempi diciamo di un sistema perché si organizzi, per cui se ci sei e sei pronto e ti trovano, bene, se no trovo qualcun altro o qualche altra destinazione. Ecco. Il tentativo, ovviamente, pur consapevoli che passano i giorni e i mesi, è però poi che questo tempo lo recupereremo nel medio-lungo termine, quando ormai questo sistema sarà effettivamente funzionante. Il consorzio in questo senso si è preso la responsabilità e l'onere di commercializzare, cioè di mettere assieme l'offerta di un territorio che peraltro non è abituato nella sua genesi a fare turismo leisure, ma ricordo ai non addetti che questo territorio da sempre, almeno fino a 7-8 anni fa,
si è occupato di turismo business. Turismo business generato per l'80% dei propri fatturati dalla mole di imprese, di industrie, di attività di piccole e medie industrie, di piccole e medie imprese che caratterizzano e hanno caratterizzato questo territorio. Oltre 96.000 aziende che ovviamente ogni giorno sfornavano agenti, rappresentanti, operai specializzati, il cosiddetto cliente business. È chiaro che di fronte a questo tipo di clientela anche la ricettività negli ultimi anni si è trovata visto che ragioniamo all'interno di un format comodamente che ha anche l'obiettivo di stimolare le menti, quindi anche i processi di cambiamento culturale, ecco, il processo di cambiamento culturale in atto nel settore turistico è direi quasi rivoluzionario. Ripeto, chi si è occupato per molti anni ad aprire l'albergo la mattina, chiudere l'albergo la sera ed avere solo clienti business, oggi si trova a fare i conti con un cliente che un po' per effetto delle grandi mostre, un po' per effetto della politica provinciale che in qualche maniera ha capito che bisognava anticipare i tempi, un po' per effetto di tutto quello che sta succedendo, sta passando da una clientela business ad una clientela leisure, e quindi un cliente per le mostre, un cliente per la parte naturalistica, un cliente per l'enogastronomia, un cliente che sostanzialmente ha altre necessità, altre esigenze. Ecco, mi fermo perché credo sia più interessante sapere ciò che succede in realtà come Siena, Bologna, piuttosto che situazioni dalle quali evidentemente possiamo apprendere, copiare, evidentemente il know-how è importante, quindi con molta umiltà e con la cenere sul capo, come suol dirci, ascoltiamo e porteremo certamente a frutto le vostre esperienze. Grazie. Grazie a lei, direttore.